Tuoni e fulmini, maltempo scatenato in un maggio segnato da temporali violenti, grandine, cieli neri e temperature impazzite dal caldo al freddo. La Regione Veneto annuncia lo stato di crisi per le aree fortemente danneggiate dai nubi fragili martedì notte, mentre i comuni colpiti dal maltempo nell'Ovest vicentino si stanno muovendo per la conta dei danni. Grandinate erano state registrate a Schio, a Tiene, a Montecchio Maggiore, Sovizio, Creazzo, Trissino, Altavilla e Arcugnano. I danni maggiori ad Arzignano, che era rimasta intrappolata in una morsa di ghiaccio, con la grandine che si era compattata bloccando anche i tombini. Inferno anche a Montecchio Maggiore, dove il forte vento aveva scoperchiato il tetto di una palazzina di Alte Ceccato. 2 famiglie sono state evacuate e potranno tornare a casa tra un paio di settimane. Bomba d'acqua anche ad Altavilla, con caditoie ostruite e il sottopasso di via Tabernule allagato. Sono in corso i lavori di ripristino dopo i danni subiti con la pulizia dei detriti, sistemazione di pali e insegne. Danni importanti per le coltivazioni. Si attende il decreto della regione per capire chi avrà diritto agli indennizzi e con quali modalità. Intanto, anche oggi il maltempo è tornato ad abbattersi sul Vicentino, in particolare a Barbarano alle 3:30 del pomeriggio. Un forte boato è stato sentito in tutto il paese. Un fulmine sarebbe caduto in via Pigiavento, in prossimità di una casa di riposo. Fortunatamente nessun danno, ma sono scattati gli allarmi dei rilevatori di fumo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo. Insomma, dopo la siccità, le piogge violente, per un clima anche quello in guerra con le stagioni in questi anni venti segnati da troppe crisi e poche soluzioni.